chi era davvero Ezzelino da Romano? Ferito nel corso della battaglia a Soncino, altri giurano di averlo visto tra i ruderi del castello di San Zenone o nei sotterranei di Verona. Nella palude di Onara sorgeva un tempo il castello degli Eceli, che fu poi distrutto nel 1198, quando Ezzelino aveva solo 4 anni. Secondo alcuni, Ezzelino sarebbe nato a Colle Bastia, nei pressi del borgo che oggi porta il suo nome. Secondo altri, invece, sarebbe stata proprio questa palude a dare i natali al condottiero veneto. E proprio qui lo spirito di Ezzelino sarebbe tornato per ricongiungersi con i suoi avi. Qui dove il nostro fotografo spera di immortalarne il fantasma per aggiudicarsi la taglia di 10.000 euro. Ma chi era davvero Ezzelino da Romano? Un condottiero con un grande sogno politico, un anno spietato, avido di potere. I predicatori del tempo lo indicano come l'Anticristo. Il Papa Alessandro IV lo scomunica per eresia e 5 anni più tardi Dante lo collocherà all'inferno, nel girone dei violenti, immerso fino ai capelli in un fiume di sangue bollente. nel 1231, qui a Bassano del Grappa, Ezzelino da Romano incontra un altro grandissimo personaggio dell'epoca, Sant'Antonio da Padova, che si reca alla chiesetta di San Donato per tentare di convincerlo a desistere dall'assedio di Verona, che dura da più di un anno. Storicamente, a quanto sappiamo, i tentativi del santo fallirono, ma la leggenda trasforma questo incontro e vuole che un Ezzelino falsamente contrito si prostri davanti al santo tenendo la sua preziosa cintura avvolta al collo in segno di sottomissione, ma che subdolamente tenti di corromperlo offrendogli un sacco di monete d'oro. Antonio prende il sacco, lo stringe fra le mani, lo stritola e ne fa uscire del sangue. Dalle monete zampilla il sangue dei veronesi che, angariati dal tiranno, soffrono. Ezzelino è il primo condottiero a fare un uso sistematico di potenti macchine da guerra, catapulte e trabucchi, in grado di sbaragliare le difese delle città assediate. Riesce così a conquistare una dopo l'altra città importanti come Trento, Verona e Padova. Il suo sogno è creare un'unica provincia lombardo-veneta sotto la protezione dell'impero. Un progetto politico coraggioso e innovativo, che però incontra l'opposizione da un avversario molto potente. Lo scenario politico entro il quale si colloca la vicenda di Ezzelino da Romano è contrassegnato dalle grandi contrapposizioni dello Stato Pontificio e dell'impero germanico. Ezzelino si frappone ai poteri anche fisicamente con il controllo del Brennero e quindi permettendo l'ingresso dell'imperatore alla penisola italiana. Ecco perché alla morte di Federico, avvenuta nel 1250, la Chiesa intenterà una crociata contro Ezzelino, considerato primo avversario della Chiesa, e in questo modo cercando di colpire al cuore quello che è la sua visione politica di unità territoriale. Nel 1250 l'imperatore Federico II muore e l'Europa è divisa tra Guelfi e Ghibellini. Papa Alessandro IV è preoccupato del potere dilagante di Ezzelino e indice una crociata contro di lui. I crociati riconquistano Padova, ma incassano una dura sconfitta a Brescia. Ezzelino non si accontenta e si prepara ad attaccare Milano. Ma l'attacco fallisce ed Ezzelino viene ferito da una freccia. E sulla morte di Ezzelino III da Romano vi sono numerose speculazioni e leggende. Ferito nel corso della battaglia a Soncino, il tiranno rifiuta il cibo, rifiuta i sacramenti e si strappa da solo le bende e finisce con il lasciarsi morire. Si lascia morire chiaramente in dannazione e quindi c'è chi dice viene sepolto non in terreno consacrato, c'è chi dice che il suo corpo venga smembrato dai cani. Fino alla fine, dunque, la vicenda di Ezzelino resta avvolta dalla leggenda. Ma cosa c'è di vero in questi racconti? Ezzelino fu realmente un tiranno così spietato? In realtà visse in un secolo dominato dalla violenza. Anche i nemici di Ezzelino
usarono metodi brutali. Probabilmente fu la propaganda guelfa ad alimentare il mito negativo di Ezzelino, a raffigurarlo come un eretico, spietato e sanguinario. Per i nemici dell'imperatore, Ezzelino rappresentava un avversario temibile e bisognava scredarne l'immagine e la popolarità. Terribile fu la sorte che toccò ad Alberico, fratello di Ezzelino, che prima di essere torturato e ucciso fu costretto ad assistere all'esecuzione dei suoi 5 figli, fatti a pezzi sotto i suoi occhi. Così i Guelfi eliminarono per sempre la famiglia degli Ezzelini, ma non poterono cancellare il ricordo del grande condottiero. La caccia fotografica continua, ma il fantasma di Ezzelino III da Romano sembra sfuggire all'occhio indiscreto delle fotocamere. A 750 anni dalla sua morte, lo spirito del condottiero continua ad aleggiare tra la nebbia di queste valli e tra le mura dei castelli medievali del Veneto, luoghi che ancora oggi trasmettono un senso di inquietudine e di mistero, nel ricordo del loro antico signore e della sua leggenda.